all'ennesima puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, quest'oggi abbiamo un pianista, un compositore, un pensatore eccezionale che abbiamo imparato ad apprezzare durante l'intervista che abbiamo fatto appunto con Massimo. Sto parlando di Arturo Annecchino. Arturo Annecchino. Allora, do qualche informazione su Arturo. Dunque, innanzitutto nato a Caracas, ne parleremo anche durante l'intervista, ma romano d'adozione. Nasce come musicista di teatro, anzi nel teatro ci vive proprio, ci vive 24 ore su 24 e ha lavorato con dei mostri sacri, ve ne dico alcuni: Peter Stein, Alfredo Arias, Susan Sontag, Squarzina, Patroni Griffi, Attilio Corsini, Lindsay Kemp, Sosta Palmizzi, Glauco Mauri, Luca Zingaretti e chi più ne ha ne metta. Insomma, nel teatro ci sono le sue radici di musicista e non solo, come ci racconterà. Dopodiché si è messo ovviamente, già dagli anni '80 ha fatto anche, ha iniziato a fare cinema e colonne sonore, fino ad avere appunto una filmografia di cui adesso ci parlerà molto più dettagliatamente Massimo. Io voglio ricordare solo un documentario che ha fatto da romano, ovvero Roma Golpe Capitale, che è un po' la storia dei 4 anni, se non vado errato, come sindaco di Ignazio Marino e della sua parabola, purtroppo con tutti gli strascichi politici, giudiziari che poi ci sono stato. Molto 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 interessante. Di Cordio peraltro, di Francesco Cordio alla regia. Ma dici un po' invece tutto il resto. Allora, da un punto di vista filmografico, diciamo che ha raggiunto l'apice della notorietà e creando un grandissimo sodalizio che era già iniziato tempi addietro nel teatro con Sergio Castellitto, con il quale ha fatto fino ad oggi 4 film. In realtà il quinto doveva già essere uscito, ma a causa Covid è stato posticipato a quando non si sa ancora. E quindi è iniziato con Castellitto, con La bellezza del somaro, con pezzi originali ma musica anche preesistente, presa da alcuni album bellissimi di solo pianoforte, perché ricordiamo che Arturo Annecchino lo strumento d'elezione è il piano ed è quindi annoverabile fra i compositori di musica applicata alle immagini, ma che comunque lavorano anche extra cinematicamente, che sono quelli che possono essere Ludovico Einaudi e Remo Anzovino. Quindi Arturo Annecchino, che ha fatto album prettamente pianistici, è stato poi chiamato da Castellitto per La bellezza del somaro nel 2010. Da lì in poi un grande con poi Venuta al mondo, nomination ai Davide Donatello come miglior canzone Twice Born, eseguita e cantata da Angelica Ponti, tratto con le musiche anche del fratello di Penelope Cruz, che era protagonista del film, Edoardo Cruz. Poi Nessuno si salva da solo e infine nel 2015 e poi nel 2017 Fortunata, che secondo me, infatti ne abbiamo parlato anche con Arturo, è il capolavoro assoluto di questo connubio tra Sergio Castellitto e Annecchino. Allora, Comunque, dai, ci andiamo a sentire Arturo. certo. Arturo, guarda, ci è piaciuta tantissimo questa intervista. E quindi, ciao Massimo, ci rivediamo di là, eh? Ciao Marco. Arturo Annecchino. Allora, eccoci qui dopo la nostra presentazione. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, noi abbiamo il piacere di avere con noi Arturo Annecchino. Eccolo qui, lo chiamiamo, lo evochiamo, eccolo là. Ciao Arturo. Ciao, piacere. Ciao Arturo. Grazie. Ah, no, grazie a te, grazie a te. Allora Arturo, come dicevo a Massimo, ti abbiamo già presentato nell'introduzione tutto quello che hai fatto. Insomma, di contenuti ce ne sono parecchi, perché la tua attività, insomma, non si è limitata appunto al nostro focus, che sono le colonne sonore per cinema, ma tu hai fatto tanto teatro e, e tanto, e anche danza, insomma, quindi musica applicata ma a 360 gradi, dico bene? Sì, abbastanza. Sì, è proprio quello che, diciamo, mi sono trovato a fare così, quasi non volendo, mi sono trovato a fare questo tipo di lavoro. Quello che mi ha spinto è stata la passione per il teatro. Sì, sì. Infatti avevo questa cosa curiosa che
facevo il burattinaio. Il burattinaio? Sì. Cominciavo facendo il burattinaio con la compagnia di Maria Signorelli anche, e contemporaneamente facevo il pianista in una scuola di danza, quella di Elsa Piperno e Giuseppe Fontano. Come no? Beh, famosissima. E lì facevo il pianista proprio, è lì che è stata la scuola di improvvisazione, no? Sì. Poi a un certo punto mi hanno chiesto sia una parte che l'altra se facevo delle musiche per loro. Sì. Ma io non sapevo neanche, perché sono completamente autodidatta. Sì. Per cui mi sono messo lì e ho cominciato a scrivere così, e poi da lì è nato così, abbastanza, tra virgolette, per caso. Senti, ma questo mi dai là per farti la classica domanda che facciamo a tutti a inizio trasmissione, cioè quella della tua formazione, ovvero che musica ascoltavi ad esempio da ragazzo, e il tuo strumento lo sappiamo tutti, è il pianoforte, e va bene. Come è nato questo rapporto col pianoforte e che cosa ascoltavi da ragazzo, ovviamente? Il rapporto col pianoforte è nato da mio padre, che mi ha letteralmente sbattuto sul pianoforte a 3 anni, perché lui aveva la passione del violino. Immaginati una situazione: partono i bastimenti, emigrati dal sud Italia, in Venezuela, così, per cui ero un po' stavo lì a far sentire quanto ero bravo, no? Come suonavo i parenti, certo. Venivo sempre messo in mostra: guardate come suona, io lì Però ho avuto sempre un pessimo rapporto con gli insegnanti di pianoforte, che ci ho provato varie volte, così. Non ho avuto mai un bel... Per cui a un certo punto, a 14 anni, proprio ho detto: non è la mia strada, quella dell'insegnamento, e continuavo a improvvisare. Ed è per paradosso, tutto quello che ho appreso della musica, della tecnica musicale, della musica così, l'ho appreso stando in teatro. Perché io, se c'è qualcosa che ho fatto dai 19 anni in poi, è stato chiuso in teatro, dove facevo macchinista, elettricista, pianista, suggeritore, danzatore per certi versi, burattinaio, facevo di tutto. Ed è come se, stando lì dentro, stando dentro questo spazio, sono entrato in contatto, non in contratto. No. Vabbè, una sorta di contratto ce l'avevi comunque. In contatto con questi spiritelli che agivano dentro i teatri, che stavano dentro i bauli, i riposti, così, no? È come se, ho sempre avuto pensato che è come se loro avessero dei segreti che ti li davano, però per stare lì non è che bastava: mi dici com'è? No, devi stare lì, stai, dopo un anno forse ti svelo qualcosa, che ne so. E stavo lì senza... Per cui non ho assolutamente un background di studi classici, non c'ho neanche il diploma di solfeggio, che mi ha dato per certi versi dei tanti complessi col fatto che non avevo studiato, per altri versi una libertà totale. Immagino. Perché non avevo nessun parametro, capito? Per me due note che suonano bene, non è la quinta diminuita o la quinta aumentata o le quinte parallele o le ottave parallele, no. Quindi un approccio pratico proprio alla vita, esatto, alla vita del musicista. C'era una scena di Andrei Rubliev, non so se la ricordate, quella della costruzione della campana, no? Dove c'è quel ragazzo che sta lì, che tu stai finché non senti il suono giusto, ma nessuno ti dice che è giusto perché è risultante di una combinazione o di una cosa. È soltanto il tuo sentire che fa sì che dice: oh, questa è giusta, adesso la campana suona. No, a me venivano due, perché poi ovviamente cosa si porta dietro da migrante italiano, però sei nato a Caracas, e comunque cosa ti porti dietro dal vissuto venezuelano, però cosa ti porti musicalmente dal DNA acquisito vivendo e crescendo comunque a Caracas. E poi ti faccio un'altra domanda, perché mi viene subito collegata al fatto che tu non hai degli studi classici, sei un autodidatta. Come hai affrontato teatralmente le 21 ore del Falstaff famosissimo, che è stato messo all'Expo di Hannover, giusto? Sì, nel 2000 all'Expo di Hannover.
Che sono troppo curioso di vedere come tu hai rispondo io per lui. Ha detto che ci viveva dentro un teatro, quindi lui grande fatica non l'ha avuta, immagino. Però sai, 21 ore di musica non è che sono proprio... 21, sì, erano 21 ore di sì. Guarda, ti rispondo. La prima, Caracas, se devo essere sincero con me stesso, quello che mi rimane era più una specie di una sorta di quasi di incubo di questo fatto che io dovevo far sentire a tutti quanto come suonavo, no? Così. Cioè, invece della poesia classica a Natale tu dovevi suonare. Praticamente. Ma la cosa che l'immagine che ci ho fissa stampata è quella che quando facemmo il viaggio definitivo dal Venezuela all'Italia con una nave. Quanti anni avevi? 7 anni. Oh, per cui mi ricordo che anche lì le foto che ho di quel viaggio in nave so io che stavo al pianoforte della nave a suonare. Tipo la leggenda del Penisa sull'oceano. Quello lì. Sì, possono essere rimasti dei temi, però calcola che io vivevo nella Little Italy, per cui lì era poco di napoletano, ero più pregno di cultura napoletana che non quella venezuelana lì, no? Perché quasi tutti erano da Napoli, Salerno, Reggio Calabria, ero tutto... Poi tu a Necchino sei comunque campano di origine, cioè i tuoi genitori... Infatti, l'origine a Necchino era un nome dei trovatelli che davano, perché era il nome della... questa è una cosa che mi disse, che non lo sapevo, me lo disse Beppe Barra una volta, mi raccontò che aveva un amico che si chiamava Necchino, un avvocato, e che l'origine era un nome dei trovatelli perché annecchiaro o qualcosa del genere era la carne di scarto che si usava per il ragù a Napoli. Sai il famoso ragù di Edoardo? Sì. 24 ore. Ecco. Quel tipo di carne la chiamavano annecchiaro, così, e da lì è venuto fuori annecchino. Ma questa non la sapevo. L'ho saputa da poco. Però sai, abbiamo imparato una cosa, infatti. Per cui questa cosa... Ma tu sei originario, a parte il Caracas, i tuoi venivano da dove invece? Provincia di Sapri, provincia di Salerno. Salerno, ok. Per cui sono Campani. Sì. La punta estrema della Campania, che poi diventa un pezzettino Basilicata e poi diventa Calabria. Per cui questa era la prima domanda, no? Sì. L'altra era del Faust. Lì, giustamente diceva, lì, sai che c'è a un certo punto? C'era la santa incoscienza. Che ti capito? In cui tu in cui mi affidavo a qualcosa che poi lì per lì mi veniva. Lì per lì veniva sempre. Poi nel Faust soprattutto ci sono brani scritti per orchestra, cori di voci bianche, orchestra, di tutto c'era lì dentro, no? E così, con questa cosa così, ecco, l'ho sempre vissuta come una cosa molto molto naturale. Sai che mi piaceva citarti un pezzo della recensione che ha scritto il grande critico di musica per immagini Roberto Pugliese, che ho avuto l'onore di avere come socio su colonne sonore per tanti anni, che nel 2011 ha scritto la recensione della Bellezza del Sommaro, il film di Sergio Castellitto, con cui tu hai collaborato in più di un'occasione. Arturo Annecchino si differenzia proprio grazie alla sapiente tessitura di raccordo del musicista nato a Caracas, cresciuto sui migliori palcoscenici italiani e internazionali e coltivatosi in un mosaico di culture e linguaggi dove non esistono conflitti né barriere. Che bello! Vedi, che bello! Dove non esiste il giusto e lo sbagliato, ma esiste il sentito, quello che hai sentito. E poi con quella parolina magica che c'è, che ti regala il teatro, che è quella funziona. Sì. Che anche nel cinema comunque c'è lo stesso. Che è nel cinema. Vai a sapere, se tu cerchi di tracciare le coordinate del termine funziona, non puoi dire funziona se astralmente è così, oppure funziona se... funziona. Questo nel cinema, no? Quando si va a appoggiare la musica, cioè la musica funziona e non funziona, poi delle regole vere e proprie
ce ne sono alcune, ma proprio... Sì. proprio Devo dire che nello specifico lavorare con Sergio, con Castellitto, lui, siccome ci conoscevamo dal teatro, infatti lo immaginavo, te lo stavo per chiedere, il tuo rapporto. Abbiamo questo tipo di connessione con Sergio, no? Ecco, Sergio non mi ha mai chiesto una volta prendi, questo è un sync da qui a qui, mai. Cioè, fai quello che ti senti, vai, scrivi, poi dopo, poveraccio, il mio assistente, il mio collaboratore che poi si mette lì a smazzare i tagli, montaggi, però l'impatto con sé è proprio quella di non stare a seguire l'andamento del film, i sync, le cose, non partire da quello. Ma dal sentire, dal sentimento. Sì, esattamente. Avevo fatto altri film, magari anche quello con Stefano Benni. Infatti volevo andare un po' per ordine, così tracciamo un attimo meglio tutta la tua carriera. Se no viene fuori la confusione che regna sovrana. Io prima però volevo ricordare, un po' l'abbiamo detto nell'introduzione, che per quanto riguarda il teatro, questo signore qui, Arturo Annecchino, ha collaborato con Peter Stein, Alfredo Arias, Susan Sontag, ne dico alcuni, non tutti, Luigi Squarzina, Patroni Griffi, Attilio Corsini, Lindsay Kemp, Sosta Palmizzi, Glauco Mauri, Luca Zingaretti. Insomma, se come dici te, poi il teatro ti ha insegnato tanto, non stento a crederlo, perché con queste frequentazioni e collaborazioni, in che cosa ti ha aiutato? Senti di poter dire che ti ha aiutato il teatro quando vai a affrontare una colonna sonora di cinema? Nei silenzi, nello spazio che c'è tra una nota e l'altra, così come in teatro ti dice lo spazio che c'è tra una parola e l'altra. Vedo, che ne so, una grandissima lezione è per esempio i 5 mai di King Lear, no? Che lui ha questi 5 never. Sì. E tu devi vedere questi grandi... avere anche la fortuna di aver incontrato tipo Brandauer che faceva Lear a Vienna in una produzione, e lì ti accorgi quando proprio tu puoi studiare quello che vuoi, no? Immagino, perché non ho studiato, per cui non lo so. Dice, quanto tempo passa tra uno e l'altro? Never. E sono sempre perfetti quei tempi, che non è riconducibile a uno schema, anche se tu cerchi di capirlo. È soltanto il sentire, il tuo sentire, no? Allora è come dire, meno ostacoli dalla testa al tuo fluire, più meglio, diciamo, più ne gioisce più la musica. Sì. Il massimo del direttore d'orchestra è Abbado, quando con la Filarmonica di Berlino prima di iniziare i concerti faceva fare loro che suonavano da soli. E si intonavano e improvvisavano da soli, capito? A quel punto tu ti accorgi che lì è tutta una cosa di fluidi, di come si può dire, di canali che si aprono così, e più tu lo arricchisci, e più perde quella cosa spontanea, capito? Quella cosa che spontanea, per cui vera, per cui genuina. Non so se ti ho risposto, Marco. No, hai risposto perfettamente. È un concetto molto difficile da spiegare, peraltro, perché però hai colto nel segno quando parli di che dal teatro si imparano le pause, il senso del tempo. Tu hai fatto molto spesso il musicista di scena, no? Dico bene, sì. Quindi in qualche modo la tua colonna sonora era dal vivo, che non è poca cosa questa, ti insegna tante cose. Cioè, io lo dico da percussionista, perché molto spesso suonavo con i danzatori e ho fatto il musicista di scena, quindi avere questo rapporto in diretta con quello che accade con l'azione scenica poi ti può tornare molto utile al cinema. E poi una scuola di umiltà. Eppure, sì, certo. Perché qui, capito, non è la cosa... Tanta. Non si tocca niente di quello che ho scritto, ma cioè, capito? La musica è questa, no, non è la musica è questa è la mia proposta.
Adesso, siccome poi il risultato è un risultato di team, capito? Adesso se c'è... Guarda, vi posso raccontare un aneddoto di Glauco Mauri, carinissimo, no? Vai. Lui faceva la regia di Filottete, svariati anni fa, e aveva chiamato le musiche Berio, Luciano Berio, per cui figurati, no? Operazione... Mi ricordo che mi sembra che la scenografia la fece Cagli, per cui tutta un'operazione molto così. E Glauco mi raccontava questa cosa, che gli arrivò sta musica. Gli arrivò la musica, no? Doveva essere una specie di scenografia sonora, 1 ora e 10 di un tappeto costante, no? Sì. Allora gli arriva questa musica, a Mauri, lui la sente, la musica praticamente era un tappeto con ogni tanto dei colpi di pizzicati, arpa, così tutto. Sì. Glauco, quando incominciò a provare, non poteva provare, perché ogni volta che c'erano questi plin, chiaramente. però come fai a toccare la musica di Berio? Dice, me ne fregai, e dice, e fece tagliare dal fonico tutti i plin della cosa, no? Sì. Prima, serata della prima al Teatro Argentina, dice Glauco fa lo spettacolo, a un certo punto dopo lo dice una furia entrò nel mio camerino, no? Mi spara, come ti sei permesso di tagliare questa cosa? E la risposta di Glauco fu, ma perché maestro, se ne è accorto? Sì. E rispose l'innocenza di Glauco e dice, ma perché se ne è accorto? Ma mi domando dopo cosa accadde, se ritornarono No, lo spettacolo l'hanno continuato a fare. Sì, ma con l'aggiunta dei plin? No. Ormai era rimasta così. Li pigliamo un coccolone a tutti gli attori, li pigliamo questi plin. No, non potevi, capito? Lì. Allora anche questo è un gioco di squadra. Allora è bello questo fatto che, capito, se c'è una cosa che fa così, tu adatti la tua musica, per cui sei pronto. Non è questa, ecco la mia musica. No. Questo è il mio contributo. Poi vediamo come si mette. Ma questa nota, forse così, potrebbe essere, capito? Forse queste sono le regole della musica applicata, cioè le non regole, di rendersi conto che quello che tu fai poi va in mano ad altri in un contesto più ampio. Sì, certo. Esatto. Sì, non hai più il possesso di ciò che hai fatto, perché una volta che va... Sì. Che per certi versi è anche bello, perché ti libera anche da tutta una serie di come si dice, il fatto che tu sei attaccato, che ti aggrappi a ipertrofia dell'ego, sì. Non volevo dirlo, ma l'hai detto te. Siamo lì. Arturo, mi viene una domanda forse stranissima, però non so, ho fatto un collegamento. Tu che sei stato anche un burattinaio e poi un musicista autodidatta, quando del burattinaio è subentrato nel fare musica? Perché comunque sono due lavori dove c'è molta concentrazione. Parla il siciliano che in te, Massimo. No, però Massimo, il teatro dei burattini è una cosa, Sì, quello sì. È questo. Marionette è quello con i fili dall'alto. Io facevo quello dei burattini così. Però facevamo in italiano. Esattamente. Che facevamo dei testi, per esempio mi ricordo che facevamo dei testi di Silvano Agosti all'epoca, per cui anche cose belle, tutte cose così non lo so, può darsi, guarda, non ci ho mai pensato, però sicuramente qualcosa entrerà, sicuramente è stata una chiave d'accesso nel regno del qui si può, dove si può tutto, capito? Per cui non meravigliarsi però non ho mai pensato a una connessione diretta mo ci sto pensando, mentre... Però se dovessi scrivere un articolo pensando a te come autore di musica applicata, lo intitolerei Il burattinaio di note. Carino. Sì. Lodiano. Forse sai che c'è un certo tipo di disincantamento, per cui una parte di me sta di fronte all'autorità, di fronte al coso, il regista è abbastanza fantoziano, servile, così. Però la parte di me, magari Govind, appunto, che è un osservatore, che ti invita a divertirti di qualsiasi cosa. Niente è così
fondamentale, capito? Niente... Però è bello il burattinaio di note, è carino. Questa la segneremo nel testo che accompagnerà questa intervista di presentazione. Bello. Questa me la segno. Se Tony, anche sì, perché me la sono segnata anch'io, perché a me veniva più in mente collezionista di capito che so più... No, il burattinaio Invece il burattinaio di note okay. è carino. Va bene. Ma com'è? Scusami, Massimo, burattinaio delle note oppure burattinaio... No, di note. Perché, di note. Perché secondo me è perentorio, cioè tu attraverso il tuo essere un marionettista burattinaio comunque fai esplodere le note che vengono fuori dalla performance. Carino. Che poi la casa di editrice con cui lavoravo la prima era Storie di note. Rambaldo noi l'abbiamo intervistato qualche tempo fa, peraltro, sì. e ci parlava un po' della situazione che c'è in Francia attualmente. Oddio, tanto dove vai peschi male adesso, quindi anche uguali. in Francia non è che si però sta posso meglio. dire io vedo questa situazione adesso come un'opportunità. Molti lo pensano. È vero. È un'opportunità. Come lo sono tutti i giorni della nostra esistenza, va bene, questo può essere... Sì. Ma è veramente un'opportunità, perché si tratta di... Cioè, tu pensa, un processo naturale, che è quello dell'arte. L'arte è un processo naturale, la musica, al di là è un processo naturale. In una storia di un fiume, di una goccia d'acqua, la goccia d'acqua poi arriverà all'oceano, o in un modo o nell'altro ci arriva. Non ci sarà niente che la ferma. Per cui io mi sento più di dire che quello che è in crisi adesso non è l'arte, la musica, è l'industria dell'arte. Anche da prima, poi. Sì. Bravo, che tra l'altro era anche da prima. Questa situazione che stiamo vivendo è stato soltanto un grande acceleratore. Ci ha risparmiato 20-30 anni di agonia, metti. Perché stavamo sempre voltati indietro. Guai. Qui, se noi siamo veramente dei ricercatori nel momento così, ma quale opportunità più grande di quella di dire, tac, che c'è adesso? Adesso c'è questo. Il pittore dice, adesso c'ho soltanto un giallo, ok. Nulla fermerà. Esatto, capito? Nulla fermerà il mio viaggio. Io vado col solo giallo. Ci sta che non ci sono più i teatri, ci sta la strada. Ok, c'è la strada, va bene. E allora è chiaro che questo è come se fosse stata una grande ribellione, però vabbè, questa è una parentesi. No, io mi trovo d'accordissimo con te, ma ne abbiamo parlato tante volte anche di questo, e hai ragione da vendere. Prima eravamo un po' bloccati, secondo me, anche in pregiudizi, in dati che uno credeva fossero così ormai ineluttabili. Adesso è tutto rimesso in gioco, nel bene o nel male. E questo dal punto di vista artistico è una grande scommessa. Lo sai quello che vedo? E vedo che magari in molti artisti purtroppo vedo a volte non commiserarsi, perché non è questo il termine celebrazione giusto. Sì, forse un autocelebrarsi e non riuscire a come posso dire, a rimettersi in gioco in un altro modo, ed è difficile, ci serve un'apertura mentale, ma forse questo è quello che serve in questo momento. Curiosità. Sì. E apertura mentale, esatto. Cioè essere aperto, e questa è la prova. Però vabbè, questa era una parentesi. No, ma noi le cerchiamo io e Massimo queste parentesi poi, perché poi sono le cose più vere. Ma però io devo essere quello che adesso vi rimette in riga, e io invece voglio parlare del tuo inizio, perché io qui vedo il tuo primo film con diretto da Alberto Anatoli, Confusione del 1980, e dopo quello di cui parlavi prima, Musica per vecchi animali, di Umberto Angelucci e Stefano Benni. Ci parli un po' dei tuoi inizi, cioè come è nato questo tuo rapporto con il cinema? Ma sai, tu immaginati quel periodo lì, che stavamo intorno agli anni 80, per cui eravamo tutti freschi era successo il 68, era successo questa grande cosa. Poi c'erano il mondo degli accademici, che io frequentavo molto per il mio complesso di inferiorità. Sì. Cioè io dovevo andare lì perché mi dovevo sentirmi proprio, cacchio, so proprio... Okay. Ci ho messo svariati anni
ti dovevi punire in qualche Io fondamentalmente dovevo solo accettare una cosa, che non ero un accademico e basta, invece no. Ti volevi ciliciare E quelli dove famo qualsiasi cosa, per cui sì. mi ricordo di Natoli, Sì, e lui mi chiama, c'era un'attrice, Anna Buonaiuto, che mi fa: Arturo, c'è un mio amico che sta a fare un film, gli fai le cose? Dico, vabbè, sì, ma era proprio, non c'era incoscienza pura. Erano gli anni '80, quindi immagino. E la cosa è continuata anche dopo, quando ho fatto il film degli anni '90, quello dopo di Benny, di Stefano. Sì. Perché lui lì, la storia era diversa, perché lui lì voleva fare le musiche alla Penguin Cafe Orchestra. Sì. Ti ricordi che fantastico? Come no? Siccome non c'era riuscito per un problema burocratico amministrativo, ho capito, con la produzione, così io avevo anche questa produzione un po' di musiche un po' ripetitive. Scusami se ti interrompo per dire, perché poi andiamo in diretta, avevi ragione tu, non era Alberto Natoli ma Piero Natoli, quindi Piero. mi scuso, Piero Natoli. Piero Natoli. L'ho visto l'altra sera come attore, che carino, sì, una persona... Per cui diciamo che era tutto il disincanto. Poi questo non significava che ogni volta mi diventava esperienza. Io ho incominciato a conoscere i corni, ma prima li ho chiamati per delle registrazioni. Stavo lì, mi inventavo le cose, e quando stavo lì li conoscevo gli strumenti, ho detto il coro per dire la tromba, quello che sia, no? Per cui ho sempre fatto, diciamo, ho tratto sempre tutto dall'esperienza. È difficile risponderti perché non ti posso dire appunto che ho fatto questo, ho studiato questo, ho seguito questo. Diciamo che sono delle occasioni che sono capitate e mano a mano sì. si è creata una... Sì. In teatro stessa cosa, in teatro ci fu Sepe che venne a vedermi mentre io stavo suonando nella scuola di danza. Pensate. Per cui io facevo il pianista lì. Sì. Poi dice, ma perché non viene a fare musica di uno spettacolo? Oh. Dico, vabbè, ok, vado lì. Da lì poi è successo immediatamente tutto una cosa pazzesca, immediata. A 24 anni già stavo lavorando al Piccolo Teatro, all'Argentina. Senti, posso dire una cosa? Non me ne sono accorto. Forse è la cosa migliore. Forse infatti è la cosa migliore questa. Cioè, anche perché mi sembra di capire che tu c'è un mix un po' di tutto, dal teatro al cinema, cioè ti capitano delle occasioni e le segui in qualche modo, no? Tra l'altro strepitose, vorrei dire. Infatti, poi tutte così. Poi appunto sono entrato in contatto, come dicevi te, con Lindsay Camp, che è stata una grande passione, con Susan Sontag. Ho conosciuto tutti questi personaggi fantastici, Arias, Stein, con il quale ho lavorato tantissimo. Così. E per cui è stato tutto così, tutto nel disincanto, diciamo così. Bellissimo. Adesso magari mi viene più dire, ma un napoletano direbbe, ma che minchia hai fatto? Non siciliano. Ma come minchia ti sei messo in quella... Cioè, con che faccia... Cioè, proprio, ma era proprio sulle ali della... Mi viene da dire dell'innocenza proprio. È proprio... Però attenzione, evidentemente c'è una grande capacità di attirare a sé tutto questo. Che non questo, ecco, per esempio, se tu mi metti davanti a un pianoforte, io ti posso stare ore e ti tiro fuori continuamente, è proprio un flusso. Tant'è vero che poi dopo, magari se vuoi ne parliamo, della produzione mia attuale ultimamente. Adesso stiamo mettendo su una performance su un periodo che ne avevo fatti, pensa che avevo fatto per 365 giorni, avevo scritto 365 brani, uno al giorno, alle 6 di mattina tutti i giorni, per un anno, dovunque stavo, con la caratteristica che hanno 365 note l'uno. Sì. Che adesso stiamo organizzando una performance da fare con uno scultore, con una cosa dove si sentiranno per la prima volta. Da lì ho incominciato questa cosa circa 10 anni fa e non mi fermo più. Ogni giorno io scrivo qualcosa, scrivo delle cose di pianoforte. Adesso c'ho quasi tu scrivi brani ogni giorno di 365 note. Quello l'ho concluso con il ciclo dei 365. Ok. Adesso vado, l'unità di misura me la dà la pagina. Sì. Riempio pagine, ce ne avrò circa 3000 di pagine.
E ogni giorno vado lì con la caratteristica che non c'è, che è soltanto un omaggio al momento. Io non so né in che tonalità sto, né che nota inizio per incominciare. Mi metto lì, a un certo punto, sì, e vado. Squilla il telefono, interrompo, poi rimetto il telefono così, e riparto, chissà, ha preso un'altra strada sicuramente da prima della telefonata, capito? Per esempio l'ho fatto con dei pittori, con degli scrittori, ci mettiamo in contatto, in connessione, per esempio facciamo delle quarantene, ne abbiamo fatto una bellissima sotto il lockdown, una quarantena fatta con un sacco anche di ragazzini, e si chiamavano i girotondi. Ogni mattina io mandavo un girotondo sonoro e poi il danzatore ci faceva le sue cose di danza, lo scrittore ci scriveva la sua poesia, la sua cosa, il raccontino, il bambino il disegno, capito? Tutta una... Meraviglioso il lavoro di Arturo Annecchino, è meraviglioso, perché è proprio la creatività al potere, come si suol dire. Proprio. Sì, sì. Ma perché hai scelto Govind? Poi passiamo a Castellitto. Sì. Qualche anno fa sono imbattuto ho conosciuto uno che era stato il medico di Osho, della comune di Osho, che io avevo un pregiudizio pazzesco nei suoi confronti, perché per me l'Errol Royce non potevo neanche sentirlo nominare. Però quando venne qui questa persona, che per una serie di circostanze, sempre casuali, tra virgolette, venne qui e fece un seminario, perché non era stato cacciato da un altro posto, così. Da lì è nato questa passione, questo amore pazzesco per Osho, no? Ho incominciato a seguirlo, per cui da lì è venuto fuori questo nome Govind. Sono diventato un sannyasi, che non è niente di che. Il nome non è niente, il nome diverso, è come per dire, come creare un osservatore che ti guarda. Noi siamo stati sempre abituati a vedere i giudici che ci guardano, per cui pronti a... quello che mi ricordo della mia maestra di pianoforte, la prima in Venezuela, io avevo 4 anni, lei aveva un bastoncino in mano e stunk! Le mie suore uguali. Oh madonna. Capito? Sì. Per cui se uno poi diventa musicista è proprio amore per l'arte, proprio... no, sì, in quel senso. Sì, poi anche questa cosa, sicuramente non ho avuto la cosa che di faticare per conoscere qualcosa, capito? Lavorerai, studierai, faticherai per ottenere le cose, così. No, io non ho faticato. E per me è stato sempre un problema questo, è da poco che mi sono liberato, perché era diventato quasi un complesso, capito? Il fatto di... Invece tutti dicono, cazzo, noi ci siamo fatti un culo così al conservatorio, così, e io mi vergogno, mi imbarazzavo, cazzo, mi dispiace... Capito? Non avevo capito che questa era, a parte che era la mia storia, per cui già questo sarebbe stato sufficiente. Sì. No, ma infatti hai ragione, ognuno racconta la propria storia. E ogni storia è meravigliosa. Sì. Ogni storia è meravigliosa, è unica, ogni storia ha la sua poesia, ogni storia è la storia, per antonomasia proprio. Capito? Allora, senti, raccontaci la storia tra te e Sergio Castellitto, perché io sottolineo il fatto che è un connubio straordinario. Non c'è un film della bellezza del Somaro, passando per Venuta al mondo, poi passando per Nessuno si salva da solo fino a Fortunata, non c'è una colonna sonora uguale all'altra, anche se un trade union io comunque l'ho ravvisato, ma non è solo dovuto al fatto del tuo strumento di elezione, che è il piano, che abbiamo già ben delineato, ma è una poetica ben precisa, quella dell'enfasi e del grottesco. Anche senti, quando il grottesco non ti appartiene. Lo puoi ripetere? Se tu lo ripeti, lo registro, che glielo mando a Sergio, quello che hai detto. Troppo bello. Mandagli la puntata quando la mandiamo in onda. La puntata, no, infatti, sì. Gli do questo estratto, se no magari poi... E tra l'altro io considero la cosa più bella da un punto di vista musicale che avete fatto insieme, a prescindere dalla qualità del film, la parte attoriale e la trama e quant'altro, è Fortunata. Bello. Ma perché è stato l'ultimo che abbiamo... Adesso ci sarà il prossimo, che è già un'altra cosa ancora. Perché Sergio, per esempio, Sergio mi dice, per farti capire il tipo, no? Io gli mando un tipo, guarda Sergio, ho fatto queste cose,
Gli mando dei pezzi di pianoforte, così, registrati col telefonino a casa. Sergio lo mette sulla base, poi lo facciamo in studio, fatto registrato col pianoforte Steinway, gran coda, tutto quanto. Sergio fa, no, io vorrei mettere quello lì, perché capito? È sottile su queste cose. Sì. Non è alla ricerca della della cosa così, ma proprio di qualche cosa che, tipo, con Sergio siamo in rapporto. Senti, ieri ho scritto sta cosa delle mie meditazioni, le chiamo meditazioni quotidiane, quelle. Ho scritto questo, mandami. Beh, c'è Come un dire, rapporto giocoso quasi tra voi, di grande sì, complicità, sembra. in questo senso sì, ma dove lui sa che mi può dire tutto, capito? E io so che posso proporre tutto, capito? Perché sto lì come una cosa di gioco di squadra, in qualche modo. Io vedo, per esempio, La bellezza del somaro, ero stato chiamato che il film era già stato montato. È venuta al mondo prima. Chi era il montatore? Chi era il montatore di La bellezza del somaro? Mi incuriosisce. La moglie Francesca, la compagna di Bellocchio. Tra l'altro nella bellezza del somaro Castellitto aveva usato anche dei pezzi che facevano parte del tuo album Midnight Piano, giusto? Tra l'altro. Francesca Calvelli, intanto. Calvelli, giusto. Sì, aveva usato delle cose sì, perché poi c'erano problemi di diritti, per cui delle cose che però tutto era nato, per questo Rambaldo è sempre nei miei pensieri, perché era nato tutto da lui che aveva avuto questi CD, che aveva comprato online questi CD di Rambaldo, che aveva postato Rambaldo. Io non lo sentivo da anni, Sergio, e lui un giorno mi telefona e dice: ho sentito, mi manda un messaggino. Ho sentito, sto ascoltando queste tue cose, Arturo, sono straordinarie, che bel viaggio che stai facendo, un abbraccio. E poi da lì mi chiamò per fare La bellezza del somaro e poi l'abbiamo fatti tutti quanti insieme. Però sempre in momenti così, per esempio questa volta mi dice, quest'ultimo che sta in montaggio adesso, no? Materiale emotivo si chiama, questo nuovo che deve uscire adesso il film. Quando uscirà? Sei nulla? Chissà. Ancora dobbiamo, sì. Doveva andare a Cannes l'anno scorso. Però stava ancora deve fare il messaggio definitivo ancora. E Sergio mi dice serenamente: sai Arturo, io per fare queste musiche pensavo di chiamare Paolo Conte, poi invece io ho pensato così, lo sa che dico, che figata, va bene, cioè, come dire, sì. Non ti senti risentito se ti dice lo do a un altro? No, non più. Ecco. È lì che lavora Govind. E lavora bene, allora. E lavora molto bene. Io li faccio vedere perché io colleziono Arturo, quindi li faccio vedere. È venuto al mondo, dove c'erano anche le musiche di Edoardo Cruz, che è il fratello della Penelope, giusto? Esattamente, okay. Sì. Poi c'era questa meraviglia incredibile, qui c'è un lavoro sui suoni che è straordinario, sull'emotività dei suoni, nessuno si salva da solo, e poi il capolavoro assoluto del vostro connubio, che è Fortunata. Con lei, con Jasmine, che è straordinaria, lei. Guarda. Ma qui ti dico, l'altro giorno sono entrato, sono caduto in una sorta di trance ipnotica, poetica. Ma dai. Ascoltavo la tua colonna sonora e mi sono sentito astratto, completamente avulso da ogni problematica, stress e tensione di questo periodo alienante. Ma che figata. Quindi ti ringrazio perché mi ha rilassato. Senti, io invece proprio abbiamo menzionato Rambaldo, e io direi di menzionare i dischi, almeno 2 che io ricordo perfettamente che ha fatto con Rambaldo, e cioè Piano 1 e Midnight Piano. No? E poi c'è anche Mid Piano 3, vedo 1, 2 e 3, sì, sono 3 CD che abbiamo fatto. 1, 2 e 3. Allora, sì. Che si trovano tutti su Spotify in una bellissima raccolta. Ma se li prendete quelli fisici, Rambaldo è più contento, e anche Arturo, sono convinto. Quindi quello lo dice a me, figurati. Io... Comunque 3 dischi meravigliosi che io spingo tutti a sentire, veramente meravigliosi. Senti, parliamo della tua nomination al Davide Donatello, con una canzone.
Dunque, che io vedevo cantata da Costanza Cutaia e Martina Sciucchini, sì. E poi suonata con questa band che ho, questa Sinfonia Band. Sì. Ok. Horn. Yes. Parlaci un po' nel senso, quindi fai anche canzoni, come si suol dire. Guarda, io adesso vado, vi metterete a ridere, perché io mi sono ritrovato 2 nomination, Sì. uno per Venuta al Mondo Sì. e un altro per Fortunata. Però in realtà non c'era la cosa della canzone, non era che io avevo fatto una canzone per il film. Era Fortunata, per esempio, Twice Born era una musica che c'era sotto nel film. Sì. E invece delle lì canzoni, ma sono in Nessuno si salva da solo c'erano svariati pezzi canori, sì, tantissimi, con voci, e allora per quello poi hanno scelto uno e l'hanno messo lì, l'hanno messo nei David, l'hanno proposto come canzone, però non è che era una canzone. Perché poi la caratteristica di questi brani, anche di queste cose, è che sono tutti in Gramlow, non esiste, che non tutti c'è un in testo. lingua inventata. Sì. No, neanche il Gramlow, il Gibberish. Il Gramlow è fare il verso a qualcosa, il Gibberish invece è proprio è come se avesse come se avesse una natura sua di... No, e poi praticamente è così che la voce poi diventa strumento fondamentalmente. Ti volevo dire, appigliamoci anche alla canzone a questo punto, visto che stiamo concludendo con la canzone. Certo, infatti la è lì classica che domanda che facciamo in chiusura delle nostre interviste monografiche. Allora, noi chiediamo sempre qual è una canzone non scritta da te, che fa parte della storia del cinema, in qualche modo a cui tu sei particolarmente legato. La donna cannone di De Gregori. Mi sembra che è nata per un film, pensa che è conosciuto come il marito di Monica Vitti, che fece un film, e quella era la colonna sonora del film originale, penso, La donna cannone, non mi vorrei sbagliare. Flirt del 1983 di Roberto Russo, e Monica Vitti addirittura ha vinto l'Orso d'Argento per il miglior contributo singolo al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ovviamente colonna sonora scritta da Francesco De Gregori con il tema portante La donna cannone. Quindi grazie Arturo per questa scoperta meravigliosa che non sapevo. Io non ringrazio solo Arturo per questo, ma ringrazio per le tantissime altre perle di saggezza e leggerezza, ma nel senso bello del termine, nel senso ricco del termine che ci ha dato. Veramente, anzi, se non ti dispiace ti richiameremo spesso, Arturo, perché con te è bellissimo parlare di musica, di pratica artistica, di pratica musicale, perché... Magari, assolutamente. Invece devo dire da parte mia è stato piacevolissimo incontrarvi, è stato un piacevolissimo incontro, un bellissima... Ecco, vedi, questi sono i momenti in cui si sente quando mi esprimo a suoni. Sì. È vero. Devo dire che quando uno pensa ad un artista attraverso la sua musica se lo immagina in un modo. Io ho immaginato una grande poetica, ma quasi una certa austerità. Poi vedo Arturo e invece trovo una persona di una grandezza poetica e di un'emotività talmente forte che è trascinante, che veramente la comunica con quello che dicevi tu, la semplicità, e riesce a far ammirare ancora di più quello che poi mette in note. Allora, grazie di averci, a tutti gli spettatori di averci sentito questa lunga puntata, ma ne valeva veramente la pena, con Arturo Annecchino, che tanto risentirete, se lo risentirete. Ciao Arturo, grazie. Ciao Marco, ciao Massimo, Arturo. grazie. Ciao, grazie. Grazie di cuore. Ciao.